Quando abbiamo programmato questa data con CNA assolutamente non pensavamo di cadere in questa congiunzione astrale. Sono numeri chiari, il Presidente Conte è stato molto chiaro anche come rappresentante, Alessandro Conte sto dicendo, di CNA Veneto, ha parlato in maniera chiara per quanto riguarda le esigenze del mondo produttivo veneto. Aver fatto il confronto con i nostri naturali competitor a livello europeo, la Baviera, il Baden-Württemberg, la Catalunya, i Paesi Baschi, fa capire in che situazione noi stiamo lavorando come mondo economico, sociale veneto rispetto appunto ad altre realtà europee che hanno una marcia in più, che hanno possibilità di autogovernare e gestirsi e avere risorse maggiori da destinare a investimenti pubblici, e quello che comunque i nostri imprenditori, e mi permetto di dire anche il sistema politico, riesce comunque a fare per competere con queste realtà. I numeri e i dati sull'export del Veneto sono eclatanti, clamorosi rispetto a tante altre realtà europee. Quindi ci auguriamo che anche questo contributo possa far capire in maniera ineludibile che i numeri che il Veneto porta al tavolo delle trattative sono numeri assolutamente reali, sostenibili, che è possibile fare una riforma dello Stato migliorando la spesa pubblica rispetto allo status quo, che invece è uno spreco in tante realtà che non dà i risultati che invece i cittadini italiani vorrebbero avere, ma che i cittadini veneti si meritano come cittadini veneti del terzo millennio. Nel rapporto che abbiamo fatto questa volta abbiamo legato l'economia all'autonomia differenziata, e come quello che abbiamo fatto nel 2013 si evidenzia che con l'autonomia differenziata per il nostro Veneto non è che si abbiano più risorse, ma si hanno possibilità di gestioni diverse, di gestioni che riescono a dare un'economia nel nostro territorio e riescono anche ad avere la possibilità di avere risorse per investire. E noi siamo qui oggi per dire questo tipo di risparmio, questo tipo di risorse che vengono fuori, di cercare di utilizzarle per lo sviluppo, per cercare di dare sia all'impresa che al territorio quello che da noi in questi ultimi anni manca proprio la possibilità di avere degli investimenti sia infrastrutturali, ma soprattutto per cercare che la nostra piccola impresa abbia la possibilità di andare avanti. Noi siamo molto legati al territorio, piccola impresa sta nel territorio, anche se lavora, esporta e via, però il legame col territorio è forte, per cui se si riesce a far sinergia si riesce anche ad avere un prodotto migliore, ma anche una qualità di vita migliore e anche delle risorse proprio per il nostro territorio veneto. Credo che uno dei settori principali nel nostro Veneto che trarrebbero vantaggio è lo sviluppo del turismo, perché il turismo lega sia una serie di attività commerciali ma anche di attività artigianali, proprio perché lo sviluppo porta ad iniziative sul territorio che sono quelle di riqualificare gli edifici, di riuscire ad avere la possibilità di mettere in piedi anche nuovi lavori, soprattutto pensando anche che nel nostro territorio, oltre al mare e ai monti, abbiamo un territorio culturale, ma anche un'attività con la bicicletta che sta crescendo in maniera spropositata, e anche questo dobbiamo governarlo, e dobbiamo governarlo con un'economia che va a vantaggio sia del territorio ma sia anche dell'impresa. Abbiamo fatto una prima ricerca, perché in questo caso le informazioni concrete sono relativamente limitate, quindi abbiamo voluto fare uno studio per cercare di dare i primi numeri concreti su quello che potrebbe essere l'impatto dell'autonomia nel Veneto. E quindi, pur con dei limiti oggettivi, abbiamo cercato di stimare quale potrebbe essere lo spostamento di risorse dal centro alla periferia legato appunto all'autonomia differenziata. Ne emerge un quadro in cui lo spostamento di risorse ammonterebbe a circa 3,8 miliardi di euro. In realtà, gran parte di queste risorse sono in qualche modo vincolate agli stipendi, per esempio, del comparto scolastico, che è di attualità di oggi, di questi giorni.
Questo provocherebbe diciamo così, un effetto anche sul bilancio della regione, perché aumenterebbe del 29% rispetto allo stato attuale. Ovviamente più risorse significa anche più competenze, perché le stime le abbiamo fatte appunto sulle competenze che dovrebbero essere trasferite. Dal nostro punto di vista, secondo la teoria economica ovviamente anche, questo incremento di competenze dal centro alla periferia avrebbe anche un effetto volano, nel senso che andrebbe a stimolare la ripresa economica dell'economia di uno 0,2% del PIL all'anno. Ovviamente questo è legato appunto a stime, a previsioni che si spera possano essere rispettate.